Visto che a Perugia è andata molto bene, speriamo vada molto bene anche qui. Roberto Tonon ci ride su, ma le analogie con Giovanni Manildo ci sono tutte. Anche lui vincitore delle primarie del Partito Democratico, anche lui di famiglia democristiana, anche lui chiamato a risarcionare la Lega Nord. Eppure lui ha scelto Matteo Bellomo come coordinatore della campagna elettorale. Pure lui si affiderà a manifesti in bianco, nero, arancione dai messaggi diretti. Pure lui organizza i caffè coi cittadini. A meno di 3 mesi dalle elezioni comunali, il candidato del centro-sinistra lancia il suo slogan «Cambia Vittorio» per far uscire la città dall'isolamento. Oggi Vittorio è isolata e fuori dalla grande area metropolitana. Nella famosa anche Patreve noi non ci siamo. E poi la metropolitana di superficie troppo lontana e il turismo che stenta in una città che non cresce. Pensiamo solo che è uno dei pochissimi casi in tutta la provincia di Treviso, Vittorio Veneto, che denota un decremento demografico. Sui banchi del Consiglio Comunale dal 1990 l'insegnante di solfeggio pensa a una piccola H-Farm all'ex Italcementi e a un'alternativa alle terme per Villa Papadopoli. Lavori in corso invece per la coalizione, che sarà allargata come suggerisce il nuovo corso del PD, ma al di là dei partiti. Se noi costruiamo la nostra alleanza con i cittadini, il voto è quello dei cittadini, in questo modo intendiamo allargare, diciamo, il consenso nella nostra base elettorale.